Rientriamo in studio, adesso parliamo con un ospite che ci ha appena raggiunto, parlo di Raffaele Padrone, dirigente sindacato FSP Polizia di Stato. Buonasera Padrone e ben trovato. Buonasera a lei telespettatori. Allora, io approfitto della sua presenza, Padrone, per parlare del caso di cui si sta parlando ormai da molti giorni, del caso dei poliziotti, delle torture nella questura di Verona, che è costato, ci sono 5 indagati e 21 altri agenti sono indagati in questa indagine per le torture, i pestaggi, insomma, di persone che erano nella loro, insomma, che erano state arrestate o comunque portate in questura. Lei come dirigente sindacale, ovviamente, voglio semplicemente chiederle come analizza, qual è il suo pensiero su quanto sta accadendo a Verona e su queste appunto frange appunto deviate delle forze di polizia che non fanno il loro lavoro, ma anzi sono appunto hanno compiuto, a quanto pare, delle violenze contro cittadini italiani. Innanzitutto mi permetta di esprimere le mie condoglianze personali a un personaggio, un grande statista, un grande uomo e un grande politico che ha cambiato sicuramente la politica in Italia, ma anche ha dato da mangiare, questo è importante, a tantissime persone. Nella sua carriera ha fatto veramente delle cose che forse in quegli anni si potevano fare, parliamo degli anni 70, ha potuto dare veramente lavoro a tantissime persone, dall'acquisto della stand all'evoluzione telematica, un uomo di comunicazione che credeva molto nella comunicazione e quindi a quello che ha creato nell'edilizia, Milano 2, a quello che ha creato a livello bancario con Mediolanum e tante altre istituti bancari. E quindi ho avuto modo anche, ecco, in polizia, entriamo nel merito, ho avuto modo di lavorare con il Cavaliere Silvio Berlusconi in un paio di occasioni, aggregato alle sue scorte, colleghi che conoscevo benissimo, sia qui che all'Aquila, quindi ho avuto modo di conoscere una persona simpaticissima, uomo che statista, ma persona che poi quando era fuori dalle telecamere gli piaceva scherzare, raccontare le barzellette, commentare, insomma. E quindi se ne va, penso, un grande personaggio della politica italiana. Tant'è che è stato scelto mercoledì lutto nazionale. Ho visto passare delle immagini e mi è venuto in mente quando davanti a casa sua sindacalmente siamo andati a protestare perché proprio davanti al cancello di casa, perché lui credeva molto nella polizia ed era uno che c'era veramente vicino. Ecco. Quindi un grazie anche dalla parte del nostro sindacato e miei personali. Per quanto riguarda Verona è un momento chiaramente delicato, lei capisce che ci sono delle indagini in corso di cui abbiamo sicuramente una fiducia elevata perché al di là dell'arrivo in Verona le indagini sono state prese, il fascicolo è stato preso in mano dal dottor Tito, che tutti conosciamo, che conosciamo come lavora, che sappiamo essere una persona chiara, trasparente e quindi in questo momento noi non possiamo che fare solo gli auguri a questi colleghi che chiaramente sono finiti nel mirino mediatico. Perché dico così? Perché innanzitutto fino a fine delle indagini nessuno deve essere colpevolizzato, invece questo accade solo per i delinquenti, perché i colleghi sono stati immediatamente rimossi, funzionari immediatamente rimossi e questo è un trattamento che dovrebbe essere pari per tutti. Fino al momento delle indagini invece i colleghi sono quelli che pagano, sono a casa, chiaramente perdono il titolo in quel momento di agenti di pubblica sicurezza, però questo non accade per i delinquenti fino chiaramente a processo terminato, perché poi se troviamo e verrà considerato che qualcuno dei miei colleghi ha sbagliato, paga e dovrà pagare, ma in questo momento credo che sulla forca mediatica siano arrivati solamente i poliziotti, ma è sempre così. Ogni volta che io vengo qua e succede magari un episodio, che ne so, di piazza, voi vedete
magari abbiamo un pazzo, no? che frantuma una statua o durante una manifestazione abbiamo qualcuno che si comporta in maniera veramente fuori dalle righe, vediamo l'intervento del poliziotto, del carabiniere che va a finire in galera perché magari ha manganellato questa persona per fermarla, però non vediamo andare in galera mai nessuno o l'autore del reato. Questo è quello che ci dà fastidio, perché c'è gente che ci crede nella polizia, nelle nostre istituzioni, c'è gente che ci crede e noi ci rivolgiamo a quelle persone, cioè ringraziamo queste persone per credere ancora che esistano dei poliziotti che servono, che sono sentinelle della legalità. Cioè, chi si macchia di qualsiasi colpa, in genere sono sempre i poliziotti, perché i poliziotti si macchiano di questa colpa, si assumono queste responsabilità anche primarie e poi magari se tutto finisce in tarallucce e vino, direttore, l'articolo sarà di 2 righe, non sarà a pagine cubitali, così come adesso nomi, cognomi, indirizzo, numero di telefono dei colleghi e delle persone indagate o delle persone che malviventi, nome, cognome, puntato, lei mi insegna perché quando lei dice abbiamo arrestato M puntato P di 38 anni non ha il cognome e non ha il nome. Se succede un poliziotto lei c'ha ispettore, padrone Raffaele, arrestato, abitante in via. Cioè questo, allora in questo momento dobbiamo lasciare lavorare la procura che peraltro ha avuto l'accortezza proprio perché la persona che ha in mano questo fascicolo è una persona veramente di gran professionalità, ha dato alla squadra mobile della stessa città le indagini e quindi ciò significa, secondo me, secondo quello che ho visto fino adesso, che alcuni di questi reati sono stati o aumentati oppure sono stati esagerati, perché se il contenimento sproporzionale diventa reato di tortura, io credo che... Però le immagini, ci sono dei video che parlano molto chiaro, io starei un po' attento a parlare ancora che non sappiamo cosa hanno fatto, ci sono già delle prove molto concrete sui loro comportamenti, ci sono dei testimoni che hanno parlato, chiaro che non sono concluse le indagini. Non sono concluse le indagini, però come lei dice, ogni volta fatalità, ci sono le immagini finali, significa che ci sono le immagini del poliziotto che prende e carica magari in maniera non consona all'interno dell'autovettura o porta in caserma una persona, ma non ci sono le immagini prima. Sì, però lei si ricordi che viviamo in un'epoca di social network, in cui adesso tutto quello che può succedere, magari in passato sono accadute altre azioni del genere, ma non c'erano i telefonini, non c'erano i video. Quindi benvengano queste immagini che adesso queste immagini, però le immagini devono... Queste immagini circolino anche grazie a cittadini, testimoni oculari che le fanno vedere. Ben vengano. Allora, in primis dico una cosa, che i cittadini, invece di fare i cittadini, sono gli stessi amici di questi soggetti qui, perché non è la prima volta che mi capita personalmente di fare un intervento e di vedere qualcuno che riprende, non è la signora del latte o il pasticcere che passa per caso, sono sempre i loro amici che riprendono, ma la fatalità è che riprendono sempre il poliziotto che interviene, non vediamo mai quello che viene detto prima ai poliziotti. Io vi ho portato per altri episodi immagini invece contrarie, dove il malvivente o il disgraziato dà uso frasi, non lo possiamo dire, al poliziotto, è il poliziotto che prende e che si carica. Qual è l'immagine che noi vediamo? Il poliziotto che carica. Perché non vediamo mai cosa è successo prima? Non è che la polizia esce per strada, guarda c'è quel signore con la barba e gli occhiali e la cravatta, mi è antipatico, vado lì e lo bastono. No, molto probabilmente il signore con gli occhiali, la barba e la cravatta non si è comportato in maniera stiamo parlando di persone inermi che sono state aggredite da gruppi persone di inermi, ma non possiamo parlare di dire cose non vere, mi dispiace. No, persone inermi che noi non sappiamo come si siano comportati prima, perché se lei viene fermato per la strada e gli chiedono i documenti, lei, che è una persona corretta, prende e gli dà i documenti, non manda a fanculo il poliziotto o gli dice che vuoi da me, lei non dice così.
Io sono sicuro del suo comportamento. Assolutamente, ma io sono assolutamente allora, con lei. Noi non sappiamo cosa è successo prima e neanche cosa è successo purtroppo all'interno delle caserme. Grazie per il suo intervento, grazie a voi. Il proseguimento ovviamente delle indagini, staremo ovviamente e chi sbagliato deve pagare. Vi aggiorneremo e vi continueremo a aggiornare su questa situazione. Noi continuiamo, adesso intanto ringrazio Raffaele Padrone, a cui do la buonasera e al prossimo appuntamento. Grazie a lei. E proseguiamo col telegiornale, parliamo di cronaca adesso, grave incidente sul lavoro questa mattina dopo le 7 a Pordenone.